Black and White, ben ritrovati alla terza puntata di Un Fai da te da Elisabetta. Oggi andremo a realizzare una zona relax per i nostri amici a quattro zampe. L'occorrente: una cassetta di legno, una pallina di polistirolo, colla a caldo, stoffa e lana che possiamo trovare nel negozio Regal Sport Mercerie e gli irrinunciabili addobbi natalizi della tua fustella. Come prima cosa posizioneremo del pie in questo modo per dare subito un effetto divano. Poi utilizzeremo a vostro piacimento della stoffa colorata. Noi abbiamo scelto quella natalizia perché è Natale anche per i nostri amici a quattro zampe e nello specifico per il mio gatto Leo. Ecco fatto. La stoffa è posizionata. Ora andremo a ricoprire con la lana questa pallina di polistirolo, così da creare un giochino per il nostro gatto, in questo modo. Per questa operazione non fatevi aiutare dai vostri bambini perché ci si scotta facilmente. Personalizziamo subito la nostra cassettina attaccando con la colla a caldo il nome del nostro gatto. In questo modo. Ecco fatto. Leo ne sarà entusiasta. Ho preso un campanellino che inserirò nel filo del nostro gomitolino di lana, in questo modo, perché sono certa che a Leo piacerà. In questo modo. E voilà! Procediamo ora con il posizionamento delle nostre stelline. In questo modo. Stellina rossa, la incolliamo qua, ultimiamo il nostro lavoro inserendo l'albero di Natale e la stellina, in questo modo. Il nostro lavoretto è ultimato, noi ringraziamo Regal Sport Mercerie e la tua fustella e al nostro amico Leo non ci resta che augurare buon riposo.